Gradito ospite della trasmissione abbiamo il dottor Camilletti Marco di Grado, titolare del ristorante Pizzeria Serenella. Buongiorno Marco. Buongiorno a te, tutto bene? Lì mi dici che c'è il sole? Ah beh sì, oggi è una bellissima giornata di sole, sembra praticamente estate. Ecco. Beh, Grado è bellissimo, un posto di pesca, un posto di turismo, perciò la riapertura dovrebbe aver dato un po' di fiato alle attività commerciali. Cosa dice? Ma l'attività, la riapertura sì, però fin quando rimarranno chiuse le frontiere e l'impossibilità di spostarsi da regione a regione e soprattutto i confini, la riapertura è molto parziale, se non limitatissima, ai clienti potenziali del Friuli Venezia Giulia, e quindi una cittadina che vive essenzialmente, quasi esclusivamente di turismo straniero. Se le frontiere sono chiuse, la ripartenza, come si suol dire, è decisamente in sordina. Ecco. 3 mesi di chiusura, praticamente 3 mesi. La riapertura prevede investimenti perché la pulizia, pulisci prima, pulisci dopo, pulisci durante, metti i metri. Raccontami un po', Marco, che cosa hai passato in questo periodo di magari interesse per la riapertura, però poi delusione per tutto il resto. La riapertura qui, la terza riapertura, perché non è la prima riapertura, abbiamo riaperto dopo le vacanze invernali a febbraio, facendo provviste per tutto l'inizio della stagione, che era decisamente molto promettente. Dopodiché, dopo pochissimi giorni, abbiamo dovuto chiudere per le note vicende del Covid-19. Quindi tutto il materiale che avevamo acquistato è andato in donazioni oppure mangiato, ecco, volgarmente, ma la maggioranza è andato in donazioni. Poi abbiamo provato a riaprire quando c'è stata la parziale riapertura per l'asporto, ma proprio vista l'impossibilità di spostarsi anche nell'ambito della stessa regione, abbiamo preferito dopo una settimana evitare anche questo tipo di attività. Adesso siamo alla terza riapertura. Noi non abbiamo ancora riaperto, riapriremo sabato. Non abbiamo ancora riaperto per un motivo molto semplice, perché le disposizioni, peraltro particolarmente complesse, non sono arrivate per tempo, perché fino a poche ore prima della riapertura non erano chiare le linee guida per poter riaprire in sicurezza. Anche adesso continuano a permanere delle zone d'ombra nelle quali dovremo andare ad interpretazione di chi verrà a fare le verifiche che peraltro sono già iniziate in modo molto attento ed assiduo presso parecchi altri esercizi commerciali. Detto questo, gli investimenti si può ben capire che sono stati molto cospicui e continuano ad esserlo. In più abbiamo, come noto, un aggravio delle spese dovuto al distanziamento sociale, quindi a una riduzione di circa la metà dei posti disponibili. In più c'è anche le spese per gli oggetti da fornire, i DP da fornire ai dipendenti, quali mascherine, e ci sono tutta quanta una serie di incombenze ulteriori che aggravano la già precaria situazione. In più abbiamo l'impossibilità di far venire i nostri clienti stranieri, che a volte continuano anche a telefonare per sentire se ci siamo ancora, perché
c'è una forte perplessità sul numero delle persone che riaprono, quindi abbiamo avuto delle telefonate di clienti abituali non italiani che ci chiedevano se quest'anno saremo stati aperti. Li abbiamo rassicurati, saremo aperti con tutte le limitazioni del caso. Nel frattempo, ecco, a proposito di questo, tu mi avevi accennato che molto probabilmente facevi due conti prima di arrivare alla decisione di aprire, forse tenevi chiuso, cioè questa era una notizia un po' disarmante per le attività commerciali, perché l'avevi tu ma l'avevano anche altri. Ma indubbiamente dovremo fare dei calcoli, dei conti spannometrici, per cui noi ci siamo ripromessi innanzitutto di non aumentare i prezzi rispetto a quanto noi siamo un ristorante trattoria con dei prezzi molto popolari, e quindi non abbiamo ritenuto di dover aumentare alcunché i prezzi. Ovviamente le incombenze sono aumentate, il personale che dobbiamo retribuire sarà sempre lo stesso, e quindi gli impegni economici per il personale sono quelli, le spese fisse sappiamo benissimo che saranno esattamente ricalcabili su quelle dello scorso anno, e quindi dovremo fare una manciata di conti a fine giugno, vedere se riusciamo a sostenere senza guadagnare alcunché, perché quest'anno ormai l'ipotesi di un guadagno è del tutto sfumata. Vediamo di considerare questo periodo come un periodo di una spesa pubblicitaria per rimanere vivi. Non pensiamo che sia possibile nessun tipo di guadagno. Indubbiamente però, accanto al non guadagnare, vorremmo evitare di perdere clamorosamente, perché se devo perdere e in più lavorare 12-14 ore al giorno come d'abitudine, preferisco perdere ma stare a casa o andare al mare a prendere il sole senza dover faticare. Questo tu pensi, Marco, che la gente, io ho sentito delle considerazioni da parte di qualche civile che non conosce quali sono i meccanismi delle attività commerciali. Tu pensi che se dici carte alla mano che a fine anno tu vai a rimetterci il 10%, la gente ci crede? Ma la gente ormai, visto che crede a tutto quello, non credo che la gente creda a queste cose, anche perché qualcuno ha dipinto la categoria come una categoria piena di ladri che non pagano le tasse, anzi con dei ricarichi mostruosi su qualsiasi cosa. Devo dire, raccontami quelle 8 pizze quanto ti sono costate quando hai quando abbiamo provato a fare le pizze da sport, sapevamo già per principio che avremmo speso, ripeto, come in pubblicità, dove si lancia un messaggio pubblicitario, poi si spera che questo messaggio torni utile. Però di certo ci sono le spese. Noi abbiamo venduto 8 pizze, 6 pizze, un calzone per asporto, attenendoci scrupolosamente a tutta la normativa prevista all'epoca, no? E quindi prenotazioni e quant'altro, e niente, abbiamo incassato pochi euro, ma in compenso tutta l'attività per poter portare avanti questo discorso di preparazione, ad esempio il forno è rimasto sempre acceso e con dei consumi di energia che sicuramente sono gli stessi sia se non faccio nessuna pizza sia se ne faccio 100, perché il consumo è ad ore, quindi indubbiamente non è quantizzabile
la perdita sarà quantizzabile rispetto alla prossima bolletta dell'Enel oppure del gas. Quindi sicuramente non abbiamo guadagnato. Gli interventi da parte dello Stato? Veramente questo è un altro capitolo. Al momento io uso permettetemi una battuta. Se le chiacchiere si potessero convertire in carburante, noi andremo tranquillamente da Plutone e ritorno senza neppure passare e mettere la macchina in riserva. Al momento di chiacchiere ne sono state fatte tantissime, di aiuti, di bazooka economici e via discorrendo ne sono stati sparati parecchio, ma ad esempio la cassa integrazione per i miei dipendenti è stata pagata, e l'abbiamo chiesta a febbraio, quando abbiamo dovuto chiudere, è stata pagata soltanto pochi giorni or sono. Questo non è bello. Tieni conto anche del fatto che c'è una cosa che io ritengo moralmente ingiustificata. Per presentare una bazzecola, tanto per far capire a che livello siamo arrivati di burocrazia, per presentare la domanda per la cassa integrazione, il titolare ha dovuto presentarla in bollo. Quindi io non ho i soldi per pagare i dipendenti, però per fare la domanda per la cassa integrazione la devo presentare con una marca da bollo, pagandoci una tassa. Quindi questo ritengo che sia una cosa assolutamente poco moralmente corretta, ma questi sono pensieri miei. Altri aiuti? Sì, dicono ce ne saranno, c'è lo sgravio fiscale per l'affitto, che sembra che non ci sono ancora le norme, o io personalmente non conosco in modo esatto le norme attuative. Se questo sgravio fiscale potrà essere usato da subito per pagare magari qualche tributo che ancora dobbiamo, oppure sarà uno sgravio fiscale a fine anno, quindi questo non è chiaro. Una cosa è certa, che l'affitto del locale è stato regolarmente retribuito al padrone di casa, come è giusto che sia. La luce, l'Enel, la corrente elettrica, il gas e le altre spese fisse sono correttamente pagate ai vari gestori, come è giusto che sia, e così via. Quindi i fornitori che ci hanno fornito la merce, che poi di cui buona parte è andata in donazioni varie, sono stati correttamente retribuiti. Quindi al momento la Regione Friuli Venezia Giulia dà un 20% di contributo sull'affitto per un mese, oltre a quello dello Stato. Quindi si potrebbe dire, ragazzi, lo Stato ti dà uno sgravio fiscale, poi la Regione ti dà un altro 20%, al momento non abbiamo visto né l'uno né l'altro, però abbiamo compilato una meravigliosa pagina su internet, autorizzata con lo SPID, con la chiavetta, eccetera, nella quale c'erano parecchi errori proprio informatici, per cui siamo andati a naso e siamo riusciti a compilare questa pagina per richiedere che ancora non è arrivato nulla. La pratica è in fase di elaborazione. Ecco, questo è il livello di quanto delle chiacchiere di oggi. Ecco. Allora volevo dire per chiudere una cosa importante. Al di là della bella situazione che tu stai vivendo, perché lo dici molto serenamente, ho investito, e la tua scelta è investire per poter raccogliere in futuro. Io ti auguro veramente di poterlo fare. Però se tu non avessi quei fondi per poter affrontare questo problema, tu avresti già chiuso. Cioè, da quello che mi viene da pensare, se tu non avessi gli investimenti, la disponibilità di investimento, tu avresti già chiuso, insomma.
La nostra scelta diciamolo è stata, francamente. ma diciamolo francamente, la nostra scelta è stata ed è quella di investire i risparmi di 42 anni di lavoro. E abbiamo deciso con mia moglie abbiamo deciso di investirli in questa attività. C'è chi li investe in altro, noi abbiamo deciso di investirli in questa attività. Sicuramente, indubbiamente, se non avessimo questo plafond che ci consente obtorto collo di inserire dei capitali in questa società, di molto difficilmente saremmo ancora qui. Probabilmente avremmo messo la cosa in liquidazione, cosa che peraltro ci augurano molti squali, non soltanto locali, ma e non nei nostri confronti. So di persone di cui ora non faccio il nome, che hanno villa settecentesca in Veneto, che organizza matrimoni e quant'altro, che ha ricevuto ben 2 offerte di acquisto a 1/10 del valore della struttura. Ovviamente anche questa persona che ha questa casa da generazioni si è guardato bene dall'accettare. Però se non sei in questo momento forte in qualche modo, arrivano i cinesi. Ma possono essere cinesi, possono essere austriaci, possono essere tedeschi, francesi, visto che non abbiamo pregiudizi razziali, possono venire da tutto il mondo, insomma, senza problemi a far man bassa qui del nostro lavoro. Bene, noi non gliela vogliamo dar vinta, ecco, tutto io qua. volevo ancora farti fare una battuta e chiudere, perché altrimenti sforiamo e poi mi sgridano, no? Abbiamo visto in queste serate la movida, i navigli, abbiamo visto qualcosa che va oltre la gioia, oltre l'allegria, e diciamo che rasenta un po' l'incoscienza da parte delle persone. Manteniamo pure quelle che sono le regole, le distanze, le aperture, e cerchiamo di non tornare indietro. Però sinceramente io sai che non mi fido più di questa gravissima pandemia. Basterebbe un po' di buonsenso, sarebbe bastato anche prima un po' di buonsenso, o no? Ma sicuramente, ma sai come si dice, no? Proprio che mi hai chiesto una battuta, la madre degli stupidi è sempre incinta, e siccome ce n'è tantissimi, sia di stupidi, e quindi basterebbe un momentino più di attenzione. Ecco, però probabilmente tutta una serie di regole contraddittorie l'una con l'altra, tu sei in Veneto, noi siamo in Friuli, ci sono delle regole, delle sottili regole differenti, che sono differenti dalla Lombardia, dal Trentino Alto Adige. Quindi questo proliferare di norme, di normative che sono anche di facile, non tanto interpretazione, ma di facile disattenzione delle norme. Ecco, qui siamo arrivati a raccogliere quanto è stato pubblicato fino ad ora, no, non fino ad ora, fino a alcune settimane fa, ed era qualcosa di oltre 700 pagine. Bene, adesso io ti chiedo una cosa. Posso usare nella sigla il veliero famoso che tu hai, no, forse comandato, no, ma che conosci molto bene? Ma per me puoi usare quello che vuoi, però bisogna chiedere alla Marina Militare se te lo lasciano usare come sigla. Sicuramente. Come si chiama il veliero? Il Vespucci. Il Vespucci. Ecco, sicuramente è una delle navi più prestigiose della nostra Marina, ma non dipende sicuramente da me l'utilizzo dell'immagine. Ecco, tutto qui. Noi comunque siamo fiduciosi e non ci faremo conquistare dallo straniero. Lo straniero non passerà. Ecco, mettiamola così, via. Ti ringrazio di questa intervista, della tua grande volontà di mantenere in piedi un'attività, e questo vuol dire positività e incitamento anche alle altre.
arrivederci, a presto. Ciao, grazie ancora, arrivederci. Ciao. Ciao.